È una grandissima emozione, ve lo assicuro, vedervi da questa parte, vedere questo pubblico così numeroso, vedere questo coro così numeroso alle mie spalle. Un benvenuto a tutti voi da parte... Non sono una musicista, si vede, non ho previsto le mollette per fermare i miei appunti, ma ce la faremo comunque. Vi stavo dicendo un benvenuto a questa serata speciale da parte dell'USCI Friuli Venezia Giulia. Abbiamo voluto ritrovarci questa sera in questo luogo di grande significato, tutti assieme, per parlare di pace, a conclusione del centenario della Prima Guerra Mondiale. Questa manifestazione è organizzata in collaborazione con tutte le USCI provinciali di Gorizia, di Pordenone, di Trieste, con l'Unione Società Corali Friulane, con l'Unione dei Circoli Culturali Sloveni, con l'Unione dei Cori Parrocchiali di Gorizia e Trieste. Partecipano oltre 800 coristi, una parte li vedete qui alle mie spalle, una parte sono qui sul piazzale alle vostre spalle, in rappresentazione di oltre 50 cori, 55 per la precisione, che provengono da tutta la nostra regione. Una preziosa collaborazione è quella della banda provinciale dell'Ambima di Gorizia, che vedete qui schierata e che questa sera potremo ascoltare. E avremo poi un intervento molto importante, ci saranno delle letture ad inframmezzare i brani musicali e i canti da parte di Massimo Somaglino. È stato scelto un luogo, come vi dicevo, significativo. Qui siamo di fronte al Sacrario di Re di Puglia, ma non solo, ci troviamo sopra la Piazza delle Pietre d'Italia, un mosaico formato da oltre 8.000 pietre, una per ogni comune d'Italia, a simboleggiare l'unità del nostro paese nel comune sacrificio prestato durante la Grande Guerra. E questo progetto è nato proprio per parlare di pace, ricordando la guerra. A questo punto vorrei salutare e ringraziare oltre il folto pubblico presente, le coriste e i coristi, anche le autorità. Abbiamo la presenza dei consiglieri regionali Ilaria Del Zovo, Diego Moretti, Franco Jacob, che hanno voluto essere presenti e vicini a questa iniziativa. Un saluto a tutti i rappresentanti dell'USCI del Friuli Venezia Giulia e un saluto al presidente regionale dell'Ambima, Eugenio Boldarino, che è qui con noi, e un particolare saluto e ringraziamento al presidente dell'Ambima di Gorizia, Sergio Poian, per la preziosa collaborazione. A questa organizzazione hanno collaborato tantissime persone che verranno anche ringraziate più tardi dal nostro presidente regionale. Vorrei salutare inoltre il compositore Franco Arrigoni, che so che è qui con noi e che è l'autore del primo brano che ascolterete questa sera. E assieme a lui vorrei salutare anche Ilaria Laurencic, che ha armonizzato uno dei brani che potrete ascoltare più tardi. Dopo questo primo giro di ringraziamenti vorrei chiamare qui accanto a me la sindaca del comune di Fogliano Re di Puglia, Cristiana Pisano, e il sindaco di San Pier di Sonzo, Riccardo Zandomeni, per un saluto come padroni di casa. Buonasera a tutti. Come diceva Lorena, è un colpo d'occhio meraviglioso, davvero. Il benvenuto più cordiale da parte dell'amministrazione comunale di Fogliano Re di Puglia a tutta la comunità corale del Friuli Venezia Giulia, e permettetemi anche il mio benvenuto più affettuoso e personale, perché io di questa comunità ho fatto parte per più di 30 anni
e comunità della quale mi sento ancora parte, per affetto e per tutti gli anni in cui abbiamo cantato insieme e militato insieme. Il ringraziamento veramente di cuore va a tutto questo spiegamento di forze, musicisti, coristi, organizzatori, responsabili, i fogli se ne vanno. E quindi grazie a tutti per questa testimonianza che questa sera rendete ad uno dei luoghi a cui la nostra comunità è particolarmente legata, come dico sempre, e a cui portiamo sempre grande rispetto. E la testimonianza anche perché potremo portare avanti, oltre a questo centenario, oltre a queste celebrazioni del centenario, la memoria storica che si era andata un po' perdendo, ma che in questi anni, in questi ultimi anni di celebrazione del centenario si è ravvivata, e l'auspicio è che si prosegua su questo cammino, proprio perché il recupero, ripeto, della memoria storica è fondamentale per tutti noi e per le generazioni a venire. E quindi buona musica a tutti e grazie. Grazie alla sindaca. Buonasera a tutti. Non posso che sottolineare quello che ha appena detto il sindaco di Fogliano. Non posso che sottolineare quello che ha appena detto il sindaco di Fogliano, e ricordando che siamo due paesi confinanti, Fogliano di Puglia e San Pietro di Isonzo, proprio in questa zona, una zona che un territorio che ha visto tanti anni fa una prima guerra mondiale, e che stasera, grazie anche alla vostra presenza, perché credo che effettivamente una presenza così massiccia, un pubblico numerosissimo, non può che aiutare e supportare quello che due comunità, due amministrazioni, ma soprattutto le associazioni artistiche e culturali di questa regione hanno in dote, quello che penso sia la cosa più importante, cioè cercare aggregazione, cercare tramite il veicolo della musica, dei cori, un messaggio di pace, e soprattutto in questo periodo un messaggio anche nei confronti dei più giovani. Io credo che avere stasera 800 coristi, avere tutte queste associazioni in questa sede, in questo posto importante per quanto riguarda la storia e la cultura del nostro paese, non può che essere da stimolo per quanto riguarda un'amministrazione, ma non soltanto l'amministrazione comunale. Io vorrei ringraziare tutti coloro che anche dietro le quinte hanno dato la possibilità per questa grande serata. È una serata, ripeto, importante e che è emozionante. Tutti voi, io sono stato per tanti anni assessore alla cultura. Ecco, quando vedo tante associazioni, tanti coristi, la banda provinciale, quando vedo tanto pubblico, vuol dire che chi fa parte di un'associazione, chi dirige un'associazione, chi canta, chi suona, chi vuole bene appunto a questa cultura, ecco, io dico che questo è il grande successo di una serata, e il grande successo è dato anche e soprattutto dalla vostra presenza. Grazie e buona serata a tutti. Grazie ai due sindaci. Bene, grazie ai due sindaci. Ed ora vorrei che mi raggiungesse per un saluto il direttore del Sacrario, il tenente colonnello Norbert Zorzitto, che ringraziamo per l'ospitalità. Mi permetto di essere sintetico perché veramente siamo desiderosi di sentire questi artisti all'opera al più presto, quindi vi porto il saluto del Commissariato Generale per l'Onoranza ai Caduti, l'ente da cui dipendo, che è a Roma, e auguro a tutti voi una buona serata. Grazie. Una sinteticità che sarà sicuramente apprezzata.
Vorrei ora invitare a portare il suo saluto il presidente di FENIARCO, la Federazione Nazionale dei Cori Italiani, Ettore Galvani, che ha voluto essere qui con noi questa sera. Buonasera a tutti, grazie di essere qui presenti. Quando mi capita di andare in giro in queste manifestazioni mi viene sempre da dire: la coralità si vive, non si racconta. E questo è un bellissimo esempio di come coristi, musicisti e pubblico vivano insieme un momento di coralità. La coralità fa parte della nostra storia. Noi stasera vivremo delle emozioni e sono quelle emozioni che rimangono scolpite nel nostro cuore. Domani che le racconterete ai vostri amici, pur bravi che siate come oratori, non riuscirete a far rivivere queste emozioni. Perciò noi abbiamo coniato questo motto che la coralità si vive, non si racconta, si vive come coristi, si vive come musicisti, come pubblico, ma si vive grazie attraverso i vostri applausi, perché la paga di noi coristi, di noi musicisti, sono i vostri applausi per ogni concerto. Grazie di essere qui con noi. Grazie Presidente. L'attività dei cori hanno bisogno però anche del sostegno e del riconoscimento delle istituzioni. Io ringrazio per essere qui con noi questa sera a condividere questo momento il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, che pregherei di venire a portare un saluto. Grazie. Credo che la nostra regione, il nostro Consiglio regionale, che qui, come è stato ricordato, è rappresentato dai consiglieri Moretti, Jacob e Dalzovo. Un saluto ai due sindaci, Zandomeni e Pisano, per aver consentito, insieme anche all'esercito, la possibilità di dare questa quinta, questo spettacolo anche dal punto di vista della localizzazione. Noi ci abbiamo solo messo il tempo come regione, abbiamo solo fatto in modo che non piovesse. No, dico un bel contributo. Un ringraziamento a Luci per aver avuto questa intuizione. Dopo un anno intero di celebrazioni per il centenario della fine della Grande Guerra, mi sembra che sia stata un'intuizione eccellente quella di chiudere con un concerto con tutti i coristi della nostra regione, a cui va il mio sincero ringraziamento non solo per questa sera, ma per la profonda e attiva esercizio delle loro funzioni all'interno delle nostre piccole comunità. Il servizio che voi fate durante le manifestazioni culturali, religiose, quelle d'arma, è un servizio insostituibile, perché far sì che queste manifestazioni possano essere avvicinate da chi le sente con un sentimento che è quello che la vostra musica porta, di cui dobbiamo essere riconoscenti e non dobbiamo mai finire di dire grazie insieme ai musicisti. Sempre, io dico sempre, anche frutto del volontariato e della solidarietà, questa grande solidarietà che oggi credo ci delizierà con questo spettacolo che unirà musica e anche parole importanti. Chiudo, perché voglio essere breve anch'io, con una dedica. Mi piacerebbe, da Presidente del Consiglio regionale, da rappresentante istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, che il concerto di oggi fosse dedicato e arrivi alle centinaia di migliaia di morti che hanno fatto sì che durante la Prima Guerra Mondiale, con il loro sacrificio, facessero l'Italia più forte, un'Italia che vorremmo che sia migliore e non faccia dimenticare, non ci faccia vergognare del sacrificio di quei ragazzi. Buona serata a tutti. Grazie. Ed ora siamo arrivati quasi alla conclusione di questo momento iniziale e vorrei lasciare la parola al Presidente dell'USCI del Friuli Venezia Giulia, Franco Colussi. Buonasera a tutti e grazie naturalmente per essere qui. Vorrei essere sintetico come il tenente colonnello Zorzitto, ma
necessità impone che mi dilunghi un po'. Abbiate pazienza, sono fine colonna comunque, ecco, per cui pazientate un attimo. Gentili autorità civili e militari, coristi, maestri, strumentisti e pubblico, vi porto il saluto dell'USCI Friuli Venezia Giulia, qui ben rappresentata da diversi componenti del direttivo, da commissari artistici, collaboratori e naturalmente da un folto gruppo, ben 55, di cori associati. Siamo venuti in tanti qui nell'approssimarsi del centenario della conclusione di un conflitto devastante quale è stato la Prima Guerra Mondiale. Siamo venuti qui nella Piazza delle Pietre d'Italia, antistante il Sacrario di Re di Puglia, luogo evocativo in cui è possibile davvero avvertire, secondo le parole di Foscolo, quella celeste dote, quella corrispondenza di sensi tra vivi e defunti. Siamo in tanti, dicevo, venuti a cantare in coro per la pace. Tra le molte iniziative che l'USCI Friuli Venezia Giulia ha proposto nel corso degli ultimi anni, questa si è da subito distinta in modo particolare per l'alta, entusiastica e immediata adesione dimostrata da parte di molti cori provenienti da ogni parte della regione, cori ai quali esprimo sin d'ora sincera gratitudine. Un'adesione, per dirla con un'espressione forse abusata, senza se e senza ma. Questo credo sia avvenuto per una sorta di bisogno sentito dai nostri cori di andare oltre le diverse iniziative messe in atto singolarmente in vari centri del territorio per vivere e condividere un intenso momento collettivo nel quale trovarsi a ricordare e onorare tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale, guerra che questa piccola nostra regione, terra di confini, di incontri e di scontri, ha vissuto in modo particolarmente tragico, con la sua gente chiamata a combattere sotto bandiere diverse, in un territorio squarciato e devastato più di altri. Ma siamo qui, oltre che per fare memoria, anche per riflettere sul valore inestimabile della pace, bene prezioso che la mia e le generazioni ancor più giovani hanno avuto la fortuna di ricevere in eredità e assaporare più di altre. Un bene però, la storia ce lo dovrebbe insegnare, mai scontato, fragile, che va difeso e rafforzato giorno dopo giorno. L'incontro di questa sera chiude idealmente un percorso iniziato da una trentina di cori regionali il 24 maggio del 2015 all'Arena di Verona, ospiti dell'ASAC, l'Associazione Regionale Veneta, qui rappresentata questa sera da un consigliere che ringrazio per aver voluto essere presente. Insieme erano questi cori regionali a cori di diverse altre regioni italiane e hanno animato il grande concerto Conto 100, Canto Pace. Da quel momento si è sviluppato, si è snodato nella nostra regione negli anni seguenti un percorso con molti appuntamenti disseminati ad opera dei singoli cori e messi in rete dall'USCI del Friuli Venezia Giulia. Esprimo un sincero grazie a tutti i collaboratori dell'USCI Friuli Venezia Giulia che, senza clamori e con tanto entusiasmo, ottimamente coordinati dal segretario Pier Filippo Rendina e da Cristiana Fornasier, hanno contribuito alla preparazione e alla riuscita di questo evento, ricordando in particolare il mio predecessore, Sante Fornasier, che ha dato l'avvio con convinzione alla fase organizzativa di questo evento. Ringrazio le USCI provinciali, l'Ambima regionale, nella persona del suo presidente Eugenio Poldarino, la banda provinciale dell'Ambima di Gorizia diretta da Fulvio Dose, ringrazio il tenore Federico Lepre e l'attore Massimo Somaglino. Ringrazio la Deputazione di Storia Patria e la Società Filologica Friulana che hanno ideato il progetto Eredità,
nel cui ambito è stato inserito questo evento. Ringrazio anche il presidente Feniarco Ettore Galvani e la presentatrice Lorena Fain. E ancora un grazie sincero alla direzione del Sacrario Militare di Re Puglia, nella persona del tenente colonnello Norbert Zorzitto. Un grazie al Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, alla Proloco di Fogliano Re Puglia per l'indispensabile e prezioso aiuto organizzativo, ai comuni di Fogliano Re Puglia e di San Pier di Sonzo, alla parrocchia del Sacro Cuore di Gorizia che ci ha ospitati per le prove d'assieme, ai carabinieri che sono oggi qui con noi. Ringrazio per la loro presenza tutti i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che hanno voluto vivere con noi questo importante momento, a partire dal Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Infine, un grazie particolare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attenzione concreta che dimostra nei confronti della ricca e articolata realtà corale della nostra terra. Che le nostre voci appassionate, concordi e armoniose possano oggi dare una consolazione postuma agli oltre 100.000 fratelli che riposano nel sacrario qui accanto. Grazie Presidente. Abbiamo finito questa prima parte, adesso daremo inizio a questa serata di parole, canto e musica. Non sarebbe troppo lungo ricordare tutti i 55 cori che hanno voluto essere con noi per questa manifestazione, ma volevo ringraziare solamente i maestri, quindi il maestro Fulvio Dose, che è già stato ricordato dal presidente Colussi, che dirigerà i cori riuniti e la banda provinciale dell'Ambima di Gorizia, e i maestri che si alterneranno più tardi nell'open singing: Arnaldo De Colle, Alessandro Pisano, Janko Ban e Gianna Visintin. Buon ascolto a tutti. Ferito laggiù nel valloncello, tanto invocasti se 3 compagni interi cadder per te che quasi più non eri. Tra melma e sangue, tronco senza gambe e il tuo lamento ancora, pietà di noi rimasti, a rantolarci e non ha fine l'ora. Affretta l'agonia, tu puoi finire e conforto ti sia nella demenza che non sa impazzire, mentre sosta il momento, il sonno sul cervello. Lasciaci in silenzio. Grazie, fratello. Giorni
Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore il paese più straziato. Sul ponte di Perati Immaginate
Salute, fratelli, parola tremante nella notte, foglia appena nata nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli,
Rocco Egidio De Bonis. Cambresco, 15 giugno 1915. Il comando di reggimento ha deciso che stamane abbia luogo la celebrazione della messa al campo, cui prenderanno parte tutti i militari liberi dal servizio. Alle ore 10, su uno spiazzo erboso, sotto un cielo leggermente coperto, il professore Don Capoduro, cappellano militare, vestito sacri paludamenti, celebra il rito. L'altare è di forme semplicissime. Una tavola con su steso un panno bianco, 4 candelabri, un calice, un piccolo libro e un crocifisso. La truppa è disposta intorno per compagnie, inquadrate dai rispettivi ufficiali. Il tempio è maestoso, rappresentato dalle colline che ci circondano e che si elevano sul campo di battaglia. La luce tremolante delle candele, appena visibile, e il fumo dell'incenso infondono un senso di pace e di dolce mestizia. Il sacerdote, nel recitare le preghiere, si rivolge al Cristo che col capo insanguinato e inchiodato sulla croce par che dica: amate, perché ho insegnato ad amarvi come fratelli. Distruggete le fonti di contesa e riscaldatevi al fuoco della mia carità. Ma noi pensiamo che è tutta una contraddizione la umana natura, animata spesso da lotte feroci che annientano e che creano, da egoismi, da passioni di cui non è facile trovare la causa. Dal diario di Giuseppe Carruba Toscano. Fogliano, 9 luglio 1917. Oggi giornata pessima. Sento come un'oppressione, come isolato in un vuoto senza scampo. Una depressione nervosa mi rende incapace a tutto. Una malinconia vela di funereo ogni cosa e la nostalgia dei miei laggiù nel mio paesello mi assale e mi fa penare assai. Chissà cosa faranno a quest'ora i figli miei. Sono le 21:30, forse pregheranno e reciteranno la preghiera che la madre loro ripete. E vedo loro con le mani giunte far voti che il babbo gli ritorni. Queste preghiere di vecchi, di giovani, di innocenti per la fine di questa guerra, fiato sprecato, chi lo sa. Quel che si vede in questa guerra sia che né le donne né gli innocenti sono risparmiati. Gli aeroplani fanno a gara a seminare il lutto, lo schianto al buio. Quante volte i genitori miei, allo scatenarsi dei temporali, correvano ad accendere le candele votive e lì, davanti all'immagine della Madonna, pregare perché fossero venuti meno. Quanta differenza tra i temporali della natura e quelli inventati dall'uomo.
Amen.
capito com'è la linea? Come? Dico, tu hai capito com'è la linea? Io no. Ecco com'è la linea. Si accinge a spiegarmi tracciando con un mozzicone di matita, ripescato nel fondo di una tasca, dei ghirigori vacillanti su un ritaglio di carta umidiccia. Ecco qua, primo plotone in questa trincea sopraffina che invece di essere parallela è normale alla linea austriaca. Non è che un vecchio camminamento nemico conquistato in qualche modo. Tutto quanto il primo plotone insalsicciato in questo budello profondo 1 metro. Guai a chi durante il giorno si permetta di allungare uno stinco. Qua spazio netto battuto da fucili puntati durante tutta la notte. Poi buca del comando di compagnia. A destra altra zona scoperta, tratta come l'altra. Di là fino a noi tane d'appostamento e qualche breve tratto di scavo, protetto da pochi sacchetti a terra e da molti morti che fanno da riparo. Bisogna farci lo stomaco ai morti. Vedrai domani alla luce del sole. Senti che tanfo? Ebbene, anche qui, sotto questi sacchetti, c'è una carcassa di ungherese conficcata nel fango. Che devo fare? Toglierla? Impossibile. Ci dormo su. Lavorare, scavare, risanare. Storie, di giorno nessuno si può muovere. Questi dannati ungheresi non ci permettono la minima imprudenza e sono dei tiratori formidabili. Quanti soldati si sono fatti accoppare per un moto di impazienza, per un niente. Quanti ufficiali, di quegli eroici, ingenui ufficiali che non conoscevano ancora la musica, sono rimasti lì con le scarpe al sole per non avere voluto accettare le necessità ferree di questa guerra di talpe. Ne ho visti tanti salire quassù con delle idee garibaldine, fermi, curvi, ma che? E alla prima luce la fucilata di un cecchino che stava alla posta con la pipa in bocca e una caraffa colma di birra vicino. E lì stecchiti, senza un gemito. Quanti? Nei primi mesi i soldati non erano così. Abbiamo cominciato subito, appena sorpassato Cormons. Mi ricordo la prima strage. Eravamo ancora di là dell'Isonzo, dinanzi a Sagrado, in attesa. Una notte arriva l'ordine di tentare il passaggio del fiume. Approfittando dell'oscurità, su una passerella improvvisata, tutto un battaglione al completo riesce a sfilare alla chetichella. Gli austriaci, nemmeno un segno di vita. Pareva che non ci fosse nessuno laggiù. Un portaordini ritorna, comunica che il reparto sta prendendo posizione, infiltrandosi attraverso la boscaglia. Tutto è facile, semplice, primitivo. Scaglionati lungo la riva destra, nella notte, aspettavamo di passare anche noi. D'improvviso scoppia una sparatoria, serrata, rabbiosa, che si propaga nel buio come un fuoco di paglia. L'artiglieria nemica si sveglia di soprassalto, sbuca con vampe subitanee da ogni dove. L'Isonzo zampilla di cannonate. Corre l'ordine di passare anche noi sull'altra riva, in soccorso. Non si può, la passerella è saltata, viene trascinata via dalla corrente. Abbiamo dovuto assistere, senza poter fare nulla, alla tragedia che si svolgeva di là. La fucileria durò parecchio, poi a poco si diradò. Giungevano fino a noi urla, invocazioni disperate, clamori, lamenti laceranti di feriti. Furono massacrati tutti. Di prigionieri, qui con questa tensione esasperata non si sente nemmeno parlare. Infine la fucileria cessò del tutto e non giunse fino a noi che uno sgomentevole urlio che continuò fino all'alba. Passato l'Isonzo, i reggimenti furono scagliati contro questa barriera del Carso. Falangi di giovani entusiasti, ignari, generosi, contro questa muraglia di pietra e di fango. Non possedevano che il loro fucile e la loro prodigalità milionaria. Gli austriaci avevano lasciato degli ammonimenti nelle località abbandonate dinanzi all'inondazione. Vi attendiamo al di là dell'Isonzo. E subito
Dopo le bassure di Lesonzo cominciarono ad arginarci, imboscate, trincee provvisorie, trappole, nidi di mitragliatrici che cominciarono a seminarci sul terreno scoperto. Man mano che si saliva su, verso il bordo del Carso, la resistenza si faceva più tenace. Urtammo contro le prime trincee protette da reticolati. Il reticolato. Il coraggio non può nulla contro questa misera e terribile cosa. La massa non può nulla. Eravamo sprovvisti di tutto e le ondate si impigliarono in queste ragnatele di ferro. Vi si infransero come contro scogliere di granito. Le prime trincee furono conquistate, sì. Anche le prime siepi di filo di ferro, affastellate dalla fretta in modo provvisorio, furono sfondate dall'impeto disperato, dovunque. Sul San Michele, a San Martino, al Monte Seibusi, sull'altipiano di Doberdò, lungo le alture di Selz, questa marea d'uomini fu avventata ciecamente contro la ferocia del nemico e delle sue difese, su per la pietraia ostile, carne umana contro la materia bruta, veemenza di primavera contro la macchina in agguato, coraggio aperto contro l'insidia nascosta, e dovunque l'urlo dell'assalto fu soverchiato dal freddo balbettamento delle mitragliatrici. Si giunse fin sotto l'orlo del Carso, intagliato da trincee preparate da tempo, munite di ogni arma e frangiate di reticolati profondi, densi, solidi. Ma il terreno conquistato era stato coperto di morti. Quasi tutti i reggimenti vennero pressoché annientati. Non si poteva più andare oltre, senza artiglieria sufficiente, senza bombarde, senza nulla. Ma i comandi sembravano impazziti. Avanti! Non si può! Che importa? Avanti lo stesso! Ma ci sono i reticolati intatti, ma che ragione! I reticolati si sfondano, coi petti, o coi denti, o con le vanghette. Avanti! Era un'ubriacatura. Coloro che confezionavano gli ordini li spedivano da lontano, e lo spettacolo della fanteria che avanzava, visto al binocolo, doveva essere esaltante. Non erano con noi i generali. Il reticolato non l'avevano mai veduto, se non negli angoli dei loro uffici territoriali, e non si capacitavano che potesse essere un ostacolo. Arrangiatevi, ma andate avanti. Per Dio, che si fa? Si scherza? Morire non conta. Si sa che una volta o l'altra la pelle bisognerà rimettercela, no? Ma quello che avvilisce, che demoralizza, che abbatte, è di veder morire così, inutilmente, senza scopo.
nella società. È una società umana, una società tragica, una società di guerra, ma è una società umana. L'incontro con gli altri uomini per me avviene sul Carso. Avviene nel momento del sentimento di umiltà, di disperazione, di onore e di necessità di aiuto, di comunanza nella sofferenza. Il senso della comunanza nella sofferenza, come fratelli. Li ho sempre sentiti come fratelli, gli uomini, fin da bambino, ma questo è così per natura, ma vi dico, sul Carso diventa veramente il tema, diventa ossessione, diventa la verità. Giuseppe Ungaretti, 1966. Ho ripercorso ieri qualche luogo del Carso, quella pietraia, a quei tempi resa dalle spalmature bavose di fango colore di sangue già spento, infida a chi, tra l'incrocio fitto delle pallottole, l'attraversava smarrito nella notte. Oggi il rigoglio dei fogliami la riveste. È incredibile. Oggi il Carso appare quasi ridente. Pensavo, ecco, il Carso non è più un inferno. È il verde della speranza. Ecco, pensavo, inviata a raccolta chi si propone di diffondere poesia, cioè fede e amore. Ho sbagliato tante volte. Chi oserebbe contarle quante sono? E sono difatti un uomo. Posso vantarmi di essere stato sempre un uomo, anche sbagliando. Sono un uomo, sono in ogni momento che passa fallibile. Patisco, come ogni altra persona umana, d'abbagli. Ma qui sul Carso, quando mi cavavo dall'anima le parole, le mie povere parole, non sbagliavo. Ero solo in mezzo ad altri uomini soli. Di null'altro eravamo possessori noi poveri uomini, se non della propria solitudine ciascuno. Il luogo era un luogo nudato, un luogo di spavento, ma non ne era spaventata la nostra anima. Era sola, offesa, che il nostro corpo fosse in mezzo a tanta impazienza della morte, tanto e solo presente alla propria fragilità.
grazie alle autorità che hanno voluto partecipare, esserci vicini, e grazie tante soprattutto anche a questo pubblico che spero abbia potuto vivere una serata e un momento che si ricorderà. Grazie a tutti. Vi lascio con l'ultimo brano. Buonanotte.